Un PMA medico è stato approntato oggi a Piazza Stazione in vista delle celebrazioni religiose di San Calogero che quest'anno, a causa del Covid-19, si svolgeranno nella piazza. Un centro medico assistito è stato impiantato dalla Protezione Civile in collaborazione con il Comune di Agrigento, altre associazioni di volontariato con aria condizionata, lettini per il ricovero e tutto il materiale medico necessario per chi può averne bisogno di assistenza dovuto al caldo o alla stanchezza o altre cause. Domani ci saranno le tre messe, una alle ore 7, una alle ore 9, una alle ore 20:30. Naturalmente quella più calda, quella delle ore 9, può essere problematica, infatti la temperatura è alta, non ci sono coperture per la platea, quindi capite bene, ci può essere anche qualche avventore che può avere un malore. Peraltro io da medico, non tanto da sindaco ma da medico, ho voluto fortemente, grazie anche alla Protezione Civile provinciale, devo ringraziare il dottore Marzio Tuttolomondo che ha montato questo PMA. All'interno l'ho voluto arredare io come una vera e propria corsia di emergenza ospedaliera con 4 lettighe, il carrello per le medicazioni, il carrello per le urgenze, defibrillatore, pallone di ambu, portaflebo e anche medicazioni oppure eventualmente punti di sutura, quindi abbiamo previsto un po' tutto. Poi ci sarà naturalmente affiancato a noi anche il 118, ci sarà anche la Croce Rossa, quindi penso che l'organizzazione è stata massima. Infine, proprio qua dove noi però stiamo parlando, ci saranno 2 infermieri dell'ASP che somministreranno un tampone rapido perché in caso di un malore, è vero che il malore può essere provocato dal caldo, ma no, per ogni evenienza può essere anche un malore provocato da qualche altra patologia. In questo caso abbiamo la pandemia da Covid-19, quindi prima si farà un tampone rapido e immediatamente quindi verrà ricoverato chi si sentirà male all'interno del presidio. È sicuramente qualcosa di bello, utile. Speriamo che non serva a niente ma che sia pronta all'opera, è quello che ci auguriamo tutti, però quando ci sono le cose belle è anche un piacere poter apprezzare qualcosa che può essere utile alla collettività. Ci auguriamo che domani sia un bellissimo momento per tutta la città, che possa con tutte le limitazioni riabbracciare San Calogero e vivere in parte la festa di San Calogero e poter onorare il santo e la fede che ciascuno porta nel cuore di tutti i devoti. È un San Calogero un po' atipico rispetto agli altri anni, ma diciamo il Covid ci impone determinate regole da rispettare. Sicuramente sì, per chi è di Agrigento, per chi è cresciuto ad Agrigento sa tutta la ritualità, la liturgia tradizionale legata alla festa di San Calogero, per cui domani magari si troverà disorientato, non potendo vivere tutti quei gesti che davano contenuto alla festa di San Calogero, però sicuramente la comprensione da parte di tutti ci aiuterà a fare questo piccolo sacrificio tenendo conto delle norme che ci sono, delle limitazioni, delle scelte che sono state fatte e devo dire condivise da parte di tutti, la rettoria, la confraternita, l'associazione dei portatori, tutte le istituzioni che si sono messe in gioco, e siamo sicuri e confidiamo nella buona riuscita del momento di grazia che domani la città vivrà, potendo riabbracciare virtualmente ma anche con tutte le limitazioni San Calogero. Il piano che è stato sociosanitario che è stato redatto prevede quindi una postazione, un posto medico avanzato qui in piazza Stazione. Penso che possa essere di aiuto, considerato che il caldo sicuramente è una giornata particolarmente calda, quindi ci aspettiamo che qualche persona possa avere dei problemi. Per evitare di intasare in questo momento l'ospedale è stato realizzato questo posto medico avanzato qui in piazza Stazione. Ecco, fattivamente, anche dico, strutturalmente come verrà gestito e cosa ci spieghi un po' come è la struttura, come è realizzata la struttura? Allora, è una tenda pneumatica e sarà gestita dal 118, quindi infermieri e medici del 118. Poi avremo anche delle associazioni di volontariato di Croce Rossa e Gise che ci aiuteranno per la gestione dell'evento. Vediamo dei lettini con l'aria condizionata, un posto sicuramente molto confortevole. È un ospedale da campo vero e proprio, quindi attrezzato per tutto quello che serve.
Ci saranno anche altri volontari, quanto resterete qui? Tutta la settimana o solo la giornata di domani? No, il PMA sarà attivo soltanto per la giornata di domenica, quindi avremo la presenza di una trentina di volontari.